Buonasera. No, non hai bisogno del microfono, forse. Continui a parlare in pubblico, urlo. Buonasera a tutti e benvenuti alla prima serata che inaugura la 3 giorni di festa che il gruppo degli Alpini di Muzzana regala alla comunità in occasione del 65° anniversario della fondazione del gruppo, non solo, anche il 30° anniversario da quando è stato loro affidato il parco di Visione Giulia e scoperto il cippo che si trova nel parco stesso. Questa sera è il primo degli appuntamenti di questa 3 giorni, si apre con una serata corale alpina a cura del coro nazionale Ana Udine Gruppo di Codroipo, che vi presenterò prima del suo ingresso. Prima di cominciare questa serata, che è una serata molto ricca, che si costituirà di 3 momenti, una prima parte, come potete vedere nel programma all'ingresso, di 7 canzoni, un intermezzo che ci regala il gruppo teatrale locale Teatri Gart e una seconda parte con altri 7 canti. Passerei la parola alla sindaca per un saluto da parte dell'amministrazione. Buonasera, grazie. Ovviamente saluto da parte dell'amministrazione per questa 3 giorni di festa. Noi siamo abituati con gli alpini a fare festa di molti giorni, quindi questa è la prima serata che c'è appunto il coro della sezione Ana di Codroipo e ci saranno domani le premiazioni dei disegni del concorso per i ragazzi e poi domenica ci sarà la cerimonia ufficiale proprio con messa inclusa, corteo, più nella prima vita, con anche alla fine ovviamente il lancio alpino, no? Per cui la serata non è delle migliori, spero che domani sia una giornata molto più bella. Non ho visto il meteo, ma tanto il meteo non funziona ultimamente, per cui speriamo che domani sia bello. E soprattutto domenica per fare il corteo sotto la pioggia, meglio di no. Però si fa lo stesso perché per gli alpini questo e l'altro. Allora, gli alpini ci regalano queste 3 giornate, oltre a tutto quello che ci regalano durante l'anno. Io spero che per voi sia una bellissima serata e vi auguro un buon ascolto. Grazie veramente a tutti, grazie. Ringraziamo l'amministrazione comunale che sostiene questa 3 giorni di festa organizzata dagli alpini e la supporta, e direi che è il momento di far parlare il coordinatore del gruppo Alpini di Muzzana, che tanto si spende per la nostra comunità, Livio Grosso. Grazie. Facciamo un saluto anche alla Linda, che è la nostra mascotte, la madrina del nostro gruppo. Grazie. Bene, mi ero preparato per fare il bel discorso perché si sperava di avere quel tempo di avere un'affluenza anche di persone, ma ecco, qualcuno mi ha detto che non abbiamo pregato abbastanza, ma comunque speriamo almeno domenica, che ci hanno detto che possiamo andare qui in spiaggia, allora venga. Allora, niente, noi ci troviamo a distanza di 5 anni a invitarvi di nuovo a festeggiare il nuovo traguardo e vi leggo qualcosa perché dopo sennò è troppo la lunga. La vostra numerosa presenza non è, ma comunque è sempre desiderata. Allora, sono 65 anni che da quando i nostri fondatori i reduci hanno deciso che anche a Muzzana si fondasse un proprio gruppo, spinti per ricordare e onorare i tanti amici caduti in guerra e formando come gruppi di supporto e di aiuto nelle varie occasioni, agire come gruppo, dare maggiore energia e efficacia per fronteggiare certe difficoltà. Siamo giunti ai giorni nostri adattandosi ai cambiamenti sociali, ma la nostra presenza gode ancora di qualche considerazione, il nostro supporto e partecipazione anche nella nostra piccola realtà. Posso concludere con viva gli alpini, viva il nostro gruppo, ma con angoscia nell'anno questo grido sarà sempre più flebile, non prima al tempo. Questa serata prepariamoci a ascoltare gli amici del coro secezionale di Codroipo, ci commuoveranno nell'ascoltare nuovamente questi canti che sono partiti da molti che hanno sofferto
nelle guerre. Convinti, caduti per la patria, di avere la pace nel mondo, ma quanto vediamo ultimamente questo non si avvera e sono veramente da preoccuparsi. Adesso, come dicevo, ascoltiamo le belle voci del coro di Codroipo e poi di tirarci su un po' della serata. Grazie signori e buon ascolto. Chiamo quindi, mentre lo presento, il gruppo corale sezionale Ana Udine, gruppo di Codroipo, guidato dai maestri Massimiliano Golin e Moreno Siega Brussatin. Prego. Il gruppo corale di Codroipo è diretto a partire dal 2008 dal già corista Massimiliano Golin, che poi dal 2010 è stato affiancato da Morena Siega Brussatin. È un coro che si pregia di aver pubblicato vari lavori, l'ultimo dei quali si intitola Sulle ali della memoria del 2015, ed è un coro che enumera oggi tra i suoi vari impegni concerti che sono stati anche di carattere internazionale, in questo momento prevalentemente a carattere nazionale, con delle partecipazioni importanti anche alle adunate degli alpini. Quindi lascio la parola ai maestri e al coro, che presenteranno anche i canti che ascolteremo in questa prima fase, prima dell'intermezzo a cura del Teatro di Arte. E buona serata. Grazie, si sente, grazie. E buonasera a tutti voi, grazie per la vostra presenza, ricoraggio a essere usciti di casa, essere venuti qua stasera, nonostante il tempo che non è fortunato, ecco. E per noi come coro è un grande piacere presenziare di nuovo qua dopo 5 anni dall'ultima volta, dal 4 di ottobre del 2019, ecco, così a ripensare, sono solo 5 anni ma era tutt'altro mondo se ci pensiamo, ecco, prima del Covid, prima delle guerre, quindi comunque noi stasera vogliamo con i nostri canti così portarvi a meditare, a pensare, ma anche a sorridere, ecco. Vi proporremo un repertorio piuttosto vario. Nella prima parte si inverterà sull'ambito prettamente alpino, la seconda parte invece la dedicheremo ai canti popolari, canti d'autore. Il primo brano, che ai giorni nostri viene eseguito soprattutto dalle bande musicali alpine, specie durante le sfilate, lo usiamo spesso nelle nostre rassegne come brano d'apertura, visto il suo contenuto. Si tratta di un invito esplicito a liberare la strada perché passino i soldati, ma è al contempo un invito ad aprire i propri cuori, perché tutti possano sentirsi parte dei sentimenti di questi soldati, pronti a sacrificarsi per la patria. Nell'armonizzazione di Gianni Malatesta, aprite le porte. Aprite le porte che passano
il primo brano, anche questo che sentirete venne composto durante la prima guerra mondiale. Si tratta del ricordo, di un mestro ricordo di una delle vittorie più clamorose, forse inaspettate dei nostri soldati. Meno di un mese dopo la dichiarazione di guerra, nella notte tra il 15 e il 16 giugno 1915, gli alpini del terzo reggimento occuparono con un'azione fulminea quella che era considerata una posizione austriaca inespugnabile. Dopo ore di aspri combattimenti alla baionetta, mentre i primi raggi dell'alba spuntavano all'orizzonte, il tricolore veniva piantato sulla vetta del Monte Nero. Durante la prima guerra mondiale, le due montagne insegnate dalla furia dell'uomo furono certamente l'Ortigara, passato alla storia come il cimitero degli Alpini, e il Monte Grappa, che prima di divenire simbolo della riscossa italiana fu bagnato dal sangue di tanti soldati. Dopo la ritirata dei Caporetto, le armate italiane si videro costrette a difendere per l'appunto sul Grappa l'attacco degli austriaci che poco prima sul Piave non erano riusciti a sfondare. Dopo oltre un mese di battaglia, consumatasi dal 13 novembre al 21 dicembre 1917, le posizioni furono mantenute e l'avanzata austriaca fu definitivamente bloccata. Eroico in questa situazione, in questa occasione, fu l'apporto dei ragazzi del 99, giovani diciottenni che contribuirono strenuamente alla difesa del monte, che più avanti avrebbero partecipato alle nuove offensive sino alla vittoria finale. Molti di loro e molti soldati poco più anziani, ossia ventenni, persero purtroppo la vita in quei tragici giorni. Questa canzone è dedicata proprio a chi come loro bagnò col sangue la gelida neve del Grappa, la cui cima, si dice, da diversi chilometri apparisse tinta di rosso, di Sabino Toscano, neve rossa.
disfatta del Caporetto non fu drammatica solamente per i soldati, ma anche per i tanti civili, friulani e veneti, che videro le loro terre invase. La profuganza di queste genti fu un momento tragico della storia italiana, un momento forse passato in secondo piano di fronte ad altre tragedie, ma che oggi forse possiamo capire meglio, visto anche la situazione internazionale. Tra i tanti profughi che lasciarono il Friuli vi fu anche Arturo Zardini, impiegato comunale di Ponteva, maestro di coro, che si rifugiò a Firenze, dove compose un brano in friulano che in breve divenne uno dei canti più celebri e ammirati della comunità friulana, Steluti Saltitis. canti di guerra aiutano a interrogarsi costantemente sull'abominio della guerra stessa, dove tutti i valori si ribaltano. E se la montagna, da luogo di bellezza, diventa luogo di morte, anche un ponte diventa segno di conflitto, anziché rappresentare il simbolo per eccellenza di unione tra le genti. È il caso, tra gli altri, del ponte di Peracchi,
sul fiume Gogliussa, che gli italiani contesero ai greci nel corso della seconda guerra mondiale, tra ottobre 1940 e aprile 1941. Negli aspri combattimenti che si concentrarono presso quel ponte si distinse in modo particolare la brigata alpina Giulia, che lo conquistò infine, ma a prezzo di tante giovani vite. Come recita uno dei versi originali di questo brano, che fu poi modificato nel tempo, gli alpini fanno la storia, ma quella vera, scritta col sangue loro e la penna nera, nell'armonizzazione di Efraim Casagrande sul ponte di Ferrari. Passiamo ora a un brano d'autore, ma dal sapore comunque alpino, dal tono più gioioso, un brano che partecipò anche al Festival di Sanremo nel lontano 1953. È un canto degli amanti della montagna che attraverso il ricordo delle grandi scarpinate del passato auspica il ritorno alla spensieratezza della gioventù, musicato da Carlo Doniga, vecchio scarpone.
parte del merito per la salvezza di tanti soldati fu quella delle donne russe che se ne presero cura. Il prossimo brano racconta proprio questa fase di storia che vede protagonisti per l'appunto gli alpini, una ragazza locale che, avendo scoperto nei soldati l'animo buono della sua gente, si mise a loro disposizione come figlia, come madre, come una persona cui confidare i loro pensieri, le loro paure e le loro speranze. Di Carlo Gemignani, Bettile Marzi, Iosca la Rossa. E dopo questa prima parte in cui siamo stati riscaldati se non altro nello spirito dal coro alpino, abbiamo il piacere di presentarvi a cura del Teatro di Arte di Muzzana
un piccolo estratto dallo spettacolo Che Gesù te in riva al Don, che è stato realizzato in occasione dell'80° anniversario della presa di quota Cividale e che è stato presentato alla Giornata Nazionale degli Alpini. E quindi lascio lo spazio al gruppo teatrale per questo breve intermezzo e poi ripartiamo con una seconda parte a cura del coro degli Alpini. Miei cari genitori e sorelle, io sempre in gamba, salute ottima. Il viaggio, incominciato allegramente a San Giovanni, ha continuato fino a Tarvisio, sempre tra abbracci, pianti, baci, lacrime di fidanzate, di mamme, di spose che erano corse come voi per dare l'ultimo sguardo di saluto ai cari che partivano per il lungo viaggio. Un grande conforto per me è stato quello di salutarvi senza vedervi piangere, come succedette un anno fa. Avete sofferto di più forse quest'anno, ma almeno avete dato un conforto a me nel partire senza il solito sblè, che come lo sapete bene non giova a niente. Meglio di me, io credo nessuno sia partito, perché lasciarci di buon umore voi, nessun altro cuore era in sofferenza per me. E poi è poco da discutere. Hai visto anche tu, mamma? Tutta la tradotta era pieno di entusiasmo. Ormai non è più come una volta. Per lasciare il paese natio facevano inaspettati disordini. Niente di tutto questo. Adesso si parte e si ritorna solo con la fierezza di compiere o di aver compiuto il proprio dovere. Carissima mia, come ti avevo promesso, mi si presenta soltanto oggi l'occasione di scriverti poche righe. Innanzitutto ti porto a conoscenza che la mia salute è ottima, accompagnata da buon morale, malgrado faccia un freddo cane. Il resto tutto come il solito, si tira avanti, sempre con la speranza che tutto finisca presto, per poi ritornare al nostro focolare sani e vittoriosi. Mi farai sapere se mi hai spedito il fatto e che roba mi hai messo dentro. Le feste non le ho trascorse tanto bene, non ti dico di più. Potrai da solo immaginare che feste si possono passare in guerra. Abbracciami tanto, papà e mamma. A te un grande bacio in tanti saluti cari. Scrivimi presto, tuo Reno.
amore. Lo so benissimo che non cessi mai di pensarmi. Comprendo lo stato d'animo, in particolar modo il tuo grande amore. E di tutto questo ti ringrazio e te ne sarò sempre profondamente grato. Con questo voglio rassicurarti che anche io te ne voglio, tanto tanto. Quando ti penso, ciò avviene ogni secondo minuto, sorrido. E questo sorriso, pensandoti, mi dà la forza e il coraggio di sopportare tutto. Perciò, animo anche tu, e stai certa che il tuo Remo ritornerà a te, sano, salvo e vittorioso. Ritornerà a baciarti, come faceva sempre, ogni qualvolta veniva da Gorizia. Ricordi? Allora alzi fuori. Chiudo, abbracciandoti con infinito amore e tanti saluti cari dal tuo Remo. Sii sempre allegra. Ringraziamo gli attori del Teatro di Arte che ci hanno regalato questo momento, a partire appunto da questa pièce che Gesù in Rivaldon, che è stata interamente costruita su delle lettere che sono realmente state inviate dal fronte, e questa sera ne abbiamo sentite tre in questa ricostruzione di un momento appunto dello spettacolo. E quindi richiamiamo il coro alpino per la seconda parte del loro programma. E noi apriamo questa seconda parte del concerto con un brano che sulla nota melodia di Amazing Grace esprime al meglio la bellezza del cantare insieme. Cantare infatti riesce a sollevare gli animi turbati, a dare speranza a quelli afflitti e a creare amicizie profonde. Nell'armonizzazione di Marino Paladini, Amici miei.
prossimo brano è un vero e proprio inno al valore di sentimenti puri, di immagini e di vicende passate capaci di rimanere nel presente e nel futuro. Forse col tempo le esperienze negative passeranno, forse rimarrà la bellezza, rimarranno le emozioni, rimarranno i suoni e gli sguardi che ci hanno cresciuto e ci hanno donato una vita migliore. Di Gianfranco Salatin, musicato da Giorgio Susana, resterà la luce. Spinge all'oratorio popolare dell'Abruzzo, di cui è certamente uno dei canti più amati. Una vera e propria poesia che parla della bellezza delle montagne, del Gran Sasso e della Maiella, e dove in giornate limpide si possono vedere anche Roma e il Mar Tirreno, e dove il silente pastore che veglia il suo gregge pare un essere senza tempo, quasi fosse un dio, di Carlo Perrone Nazareno De Angelis, in Abruzzo. Super.
terremoto che nel 1976 devastò il Friuli è certamente ricordato ai giorni nostri per la magistrale opera di ricostruzione che nel giro di pochissimi anni rimise in piedi i paesi colpiti e l'economia locale, anche grazie alla reazione della gente e alla solidarietà internazionale nei confronti del popolo friulano. Ma quella stessa gente che tanto si dimostrò coraggiosa e volenterosa dovette affrontare un momento di totale smarrimento, specie dopo la seconda scossa di settembre che in molti casi vanificò quanto era già stato messo in moto nei mesi estivi. Il poeta e giornalista udinese Alberto Picotti scrisse questa poesia pensando proprio a quegli attimi drammatici di fine settembre, quando le rondini si apprestavano a partire vestite a lutto per portare a tutto il mondo il lutto dei friulani, di Alberto Picotti, musicato da Bepi De Marzi, Avansi Sisi. Alla sera, quando il sole mostra i suoi ultimi raggi, le bocce di rugiada sembrano davanzare sui prati, ogni credente si prende un attimo di solitudine per ringraziare Dio per il giorno che gli è stato dato. In questa canzone Marco Maiero si immagina poeticamente che dai tetti salga, seguendo il fumo dei camini, una dolce preghiera di speranza, la speranza che sia attesa di un futuro migliore, desiderio di gioia per i propri cari, sogno di vera pace per la propria terra. Di Marco Maiero, L'ora della sera. Sui
prossimo brano cambiamo decisamente tono e clima, sarà un clima goliardico. Si tratta di un brano, un dialetto veneto che, fondandosi su un doppio senso non così velato, narra l'irriverente storia d'amore di una coppia, marito e moglie, che hanno, come sentire, un particolare modo di dimostrare il loro affetto reciproco. Nell'elaborazione di Paolo Bo, Viva l'amore! C'è un omaggio sia per il coro che per i teatri di arte che adesso consegnerà Livia a nome del gruppo degli Alpini per ringraziare. Allora, per riconoscimento e il coraggio che avete avuto da cantare stasera con tutto quello che c'è, tutta la pioggia che è venuta giù, speriamo almeno di concludere anche con un omaggio a voi nonostante tutto. Voi siete la terza volta che venite a cantare da noi. La prima volta nel suo palco era una cosa nuova quella volta lì, ma era immemorabile comunque. E non per questo noi vi chiamiamo ancora per queste vostre cantate. Scusate un attimo. Allora, voi venite. Allora, questa è una composizione che abbiamo creata noi per l'occasione e dentro c'è un lavoro di una classe e abbiamo pensato di elaborarlo così e dare un pensiero più che hanno contribuito i ragazzi delle medie. Il presidente è ammalato, si va. Ok. Grazie. Insomma, per il Fredino vi diamo un pensiero anche ai maestri, se lo prendete volentieri. A signor Dolini?
Possiamo adesso anche giocare all'Acen. Che vieni? L'Acen. Complimenti, ci hanno promosso questa la sera che hanno fatto loro, oltre ai campi, ma anche voi che avete fatto tremare. Guarda, complimenti, siete stati bravi. Adesso a Teatro d'Arte, sotto il pensiero della Presidente. E desidero anche la nostra cara madrina. Dobbiamo tenerci a conto. La fine, ok? Intanto concludiamo. Sì. Noi concludiamo con l'ultimo brano, Scappo Zeletto di Beppe De Marzi, ringraziandovi di nuovo della vostra presenza e dei vostri applausi, augurandovi un buon proseguimento di serata agli alpini di Muzzana, tanti auguri per questo loro anniversario. Buonasera a tutti, grazie.
Grazie mille veramente al coro di Cogliolco, grazie mille al Teatro di Arte, grazie mille all'Ascen per il supporto, all'amministrazione comunale qui presente per supportare l'iniziativa per questi 3 giorni. Il prossimo appuntamento è domani pomeriggio alle 16:30 in Villa Mucciana, quando verranno premiati i ragazzi che hanno partecipato al concorso in cui hanno immaginato la figura dell'alpino, e in cui si inaugura la mostra che su 3 filoni riguarda gli alpini, la storia delle truppe, l'attività del gruppo degli alpini a Mezzana del Turniano, e poi abbiamo anche i bozzetti per la realizzazione del logo che hanno fatto i nostri ragazzi. E l'ultima cosa, non ve ne andate perché ovviamente gli alpini hanno preparato la pasta e quindi adesso ci sfanano e ci riscaldano. Grazie a tutti, grazie ancora a tutti quelli che hanno partecipato al coro e convenuti con questa serata piuttosto intima, ma direi che è andata comunque molto bene. Grazie, buona serata.